E voglio, ciao, benvenuti sul canale Sparalla, noi siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi ragazzi si torna a mangiare! Signori, oggi come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, vi porterò con me in un tour dei migliori panuozzi di Napoli, con tantissimi ospiti. Innanzitutto lasciate un bellissimo mi piace, non si paga. Iscrivetevi al canale, non si paga. È importantissimo, a voi non costa nulla, però per me veramente è molto importante, al di là del vostro supporto che è veramente quotidiano e vi ringrazierò sempre. E soprattutto scrivetemi qui sotto nei commenti se volete altri video del genere e con quali alimenti. Veramente vi leggo e ve ne ho dato la prova. Come ho fatto 2 settimane fa con i salti in bocca, oggi vi porterò l'episodio di Panuzzi e signori, ne vedremo veramente delle belle. Occhio. E allora questo nostro tour tra i migliori panuozzi di Napoli non poteva che partire da qui, dalla storia dei panuozzi di Gragnano. Dove è nato il panuzzo? Dai Mascolo, l'arte del panuzzo dal 1982. Non sono solo, perché in questi tour, lo sapete, mi accompagnano dei grandissimi ospiti e oggi sono emozionatissimo, signori, perché sul mio canale, dal punto di vista culinario, manca da tantissimo quest'ospite. Adesso ve lo faccio vedere. Sono con il miglior nutrizionista del mondo. Signori, però quando si parla di mangiare, lo sa Giovanni che mi deve convocare più spesso. Voi cominciate a lasciare un mi piace perché non ve ne pentirete, signori. Allora ragazzi, siamo con Giuseppe, una delle generazioni, possiamo dire, di questi... La terza generazione. La terza generazione di questi panuzzi sì, Mascolo. Da quanti anni esiste il panuzzo qui, questa pizzeria? Dall'82, siamo Mascolo 1982, siamo la sede storica dove è nato il panuzzo. Ci puoi spiegare un po' la storia? Cioè, come è nato il panuzzo, da chi è nato il panuzzo e perché è nato? Sì, vabbè, il panuzzo è nato per opera di mio nonno, che vabbè, un po' come tutta la cucina napoletana che tende a riutilizzare i materiali in eccesso, quando verso la sera avanzava la pasta che usavamo per fare la pizza, ha usato dargli questa forma allungata per creare proprio per l'appunto questo nuovo prodotto, quindi un'opera di recupero che poi ha avuto un impatto nel tempo. Di fronte a noi abbiamo l'ospedale di Gragnano, che ai tempi era in costruzione, quindi i muratori, gli operai che lavoravano di giorno lì erano soliti a fare quello che noi tenopei chiamavamo a merenda, no? Ok. Volevano fare a merenda e quindi sceglievano questo panuozzo perché è proprio street food, cioè, Esatto. tu lo Ma poi tra l'altro era pure una novità, un qualcosa di nuovo. Certo. Ma una mia curiosità, quando poi avete visto che man mano cominciavano a nascere altre pizzerie che facevano lo stesso prodotto, cosa avete pensato? Sicuramente eravate orgogliosi, penso. Certo, assolutamente, ma ben venga, anzi noi ti dico che ogni anno organizziamo una festa dedicata al panuzzo, noi facciamo una fiera per il panuzzo e quello che mi affascina di più è vedere come questo prodotto che è nato qui si evolva in diverse forme e in diverse fasi in tutte le pizzerie della zona. È davvero affascinante perché poi ognuno parte da un concetto base e lo rielabora come vuole lui. Alla fine noi siamo come degli artigiani, ognuno ci mette il suo. Tant'è vero che per racchiuderci tutti quanti sotto un unico tetto noi abbiamo creato l'associazione Pizza e Panuzzo di Gragnano, in cui tuteliamo proprio questo prodotto. Non ci resta che assaggiarlo. Guardiamo il menù, ovviamente con tutti i prezzi, chiaramente gli antipasti, possono essere prosciutto, mozzarella, tutte cose che ti piacciono a te. Le cose più belle. Ci sono anche le fritture con i crocchè, arancini e patatine, pizze classiche, perché non dimentichiamo che qua stiamo parlando sempre di una pizzeria. Bravo. Allora, nei panuzzi è sempre presente il fior di latte. Tanta roba, il fior di latte. Calmo pozzo mangiare. Allora abbiamo del casale, fior di latte, salsicce, guanciale, funghi porcini. Ci è venuto fame. Ortolano, peperone, melenzano a funghetto, fior di latte, panuzzo del mese, rustico spicy, con tutti gli ingredienti che leggete qui, casereccio, celiaco, ciummariello, affumicato, bianco, mitico, porchetta, Gragnano con pancetta e fior di latte, supremo, special, Tommaso, messicano. No, che c'è la pasta a scelta. È per tutti i gusti. Signori, ecco i nostri 2 bambini. Allora, spiegaci un po' quali sono con gli ingredienti. Allora, abbiamo fatto 2 gusti, uno più tradizionale, uno dei primi gusti che abbiamo creato in questa pizzeria, e uno un po' più moderno. Ovviamente entrambi con ingredienti nostrani. Il primo gusto, quello più tradizionale, è il tommaso. Praticamente noi appena cominciamo a fare panuzzi, l'unico gusto che avevamo era il pancetta e mozzarella. Avevamo un cliente quasi fisso, che sarebbe il macellaio che sta a Piazza Ubria a Gragnano, che si chiamava Tommaso. Quindi questo panuzzo prende proprio nome da colui che ha sviluppato questo gusto. E praticamente sarebbe pancetta, fior di latte, fungo champignon, salsa di pomodoro ed è leggermente piccante. Il secondo invece che ti ho fatto, un po' più moderno, è il supremo, che comprende il pomodorino semi-dry, sarebbe il pomodorino confit, guanciale sempre nostrano, macelleria alla mura, fior di latte e crema di pecorino. Guardate qua, mamma mia, e che bellezza, e che spettacolo.
Guarda, Mamma mia. fa paura. Allora, a parte l'esplosione proprio di sapori che percepisci subito, ma si sente proprio la qualità del prodotto, non solo del panuzzo ovviamente, che è quello che è, ma proprio ragazzi, c'è la pancetta, mamma mia, cioè è clamoroso, buonissimo. Io c'ho quello con i funghi champignon, allora si sente ogni ingrediente perfettamente all'interno. E tra l'altro mi hanno detto che questo è anche abbastanza, cioè c'è un po' di forte Un dentro. po' di forte, sì, si vede proprio. Sì, però si sposa benissimo con il tipo di panuzzo, cioè con tutti gli Non è ingredienti che stanno invadente. all'interno. No, c'ha una cottura un po' particolare, cioè bella brustolito. No, ma è croccante poi. Mamma Mamma mia, che cosa era io? da provare veramente. Ora ti faccio una domanda, visto che sto con il mio nutrizionista, ok? Vai. Di quante calorie stiamo parlando? Allora, considerando che solo il panuzzo senza il ripieno per 100 grammi arriva circa a 300 calorie, Quando? circa a 300 solo il panuzzo, E qua quando stiamo? ecco stanno sopra le 1000 secondo me, guagliù. 1000 calorie? Però fra li vale tutti, fino all'ultima caloria. Wow. Il guanciale comunque si sente che è di una qualità, guagliù, il guanciale esagerato. La qualità del prodotto fa tutto, perché tu ti puoi anche chiamare mascolo, puoi essere anche il primo ad averlo inventato storicamente parlando, Esatto. però puoi anche usare dei prodotti che non sono buoni. Però prima per esempio ci spiegava, usano prodotti di primissima qualità, prosciutto di Parma, oppure Cotto dell'Alto Adige. i friarelle frisch. Secondo me ce l'hanno pianato. Sai che pure secondo me, cioè pure sta assaggiando gusto. La goduria allo stato totale. È arrivato anche il mio momento di assaggiare questo qua. Guarda qua la parte già assaggiata, questa qua proprio a ruscatella. Mamma mia. Ma quando si sente la crema di pecorino? Ti dico la verità, non so quale dei due preferisco. È vero, pure io sono proprio combattuto. Vi sono sincero, non lo so, veramente. È buonissimo anche questo. Sta guanciale che ti avvolge Hai la visto? Il bocca. guanciale è clamoroso. C'è il proprio quel guanciale. sapore là, tra guanciale e pecorino. Terzo gusto che andiamo a provare. Come vedete c'è un colore molto particolare, viola. Infatti è crema di patate viola, mozzarella senza lattosio e porchetta, signori. Guarda, che È un orgasmo precoce. mi è esplosa tutta la patata in bocca. Cioè tutta la crema di patate. Cioè, se tipo, capito, spappolata tutta quanta in bocca. Mi è già arrivata sotto le guance. Buonissima. Ha provato anche questo. Aspetta, non ho registrato. Come registrato? Seconda tappa del nostro tour di Panuzzi. Siamo qui a Bolla, alla capannina del Gragnanese, signori. Anche qui altro posto storico. Non sono solo, come sempre c'ho un ospite molto speciale. Adesso ve lo faccio subito vedere. Sono con mio fratello Patrizio Chianese. Cioè, dica la verità, non mi ha mangiato su panozzi, non ho fatto nemmeno colazione, tengo una bucca di fame. Quindi praticamente tu fai colazione con il pane, oltre agli hot dog. Sì. Perfetto, diciamo la giusta Cioè, diciamo alimentazione. che dopo devo andare anche in palestra. Lo smaltisci subito. Sì, subito. Mamma mia, ti dà una fame. Io non vedo l'ora di farti scoprire quest'altro panuzzo, l'ho inserito nei panuzzi migliori di Napoli, perché veramente è uno dei migliori. Tra l'altro poi la campanina del Gragnanese, lo dice stesso la parola. Gragnanese, vediamo. Ragazzi, siamo col proprietario della capannina, Pasquale. Da quanti anni siete qui? Siamo da 15 anni ragazzi qua. La È storia. una storia da 15 anni. Ma siete specializzati solo in panuzzi o fate anche altro? No, man mano facciamo pure la pizza, panini e un po' di roba sfiziosa. Ok, mo onestamente parlando, cos'è che hai da invidiare al panuzzo di Gragnano, cioè di Gragnano dico? Onestamente. Un mieccio buono, Va bene così. Qua facevo solo i panuzzi, lato vecchio, che era veramente la capannina, perciò si chiama la capannina. La prossima volta ci fa assaggiare la frittatina bolognese e a taralla. Allora ragazzi, siamo dentro, prima di cominciare ovviamente dobbiamo guardare un attimo il menù. Ma senza lattosio ci vuole. Già sai, Senza lattosio ci hanno vuole. anche la mozzarella senza lattosio. Vediamo. Allora, panuzzi e panuzzielli, porcellino, pullet 2.0, anucell, anon, American Kenzo, anita, bomba lavezzi, chiodino, fiocco, ghiottone bianco, insigni, lupin. Diciamo che c'è la pasta a scelta, ci sono tantissimi panuzzi, tantissimi gusti. Io vi farei consigliare da parte loro il must, cioè proprio capito, un must proprio. Ma stetti panuzzi. Must tutte must. E poi magari ci aggiungiamo vicino qualcuno che a noi può piacere come gusti. A te che ti può piacere? Mi piace di hot dog, cioè. Quindi panuzzo hot dog. Patri, pensi che hai fatto un festival e non sono fortunato. Il festival di Sanremo del 2020 sono stati responsabili di Casa Sanremo, sono stati responsabili del Cinema Festival di Venezia. Quindi, Vabbè, comunque voglio assaggiare, mi tenta. allora, su questa qua su credimi, cheddar. è fatta con crema di patate, cheddar, speck, patate al forno. Assaggiala e fammi sapere com'è. Va? Come vi dicevo qui signore, la capannina del Gragnanese non solo panuzzi ma anche pizza. Questa è una pizza particolare, cresciuta a te.
Ah, si mostra, buonissimo. Grazie, mi fa molto piacere. 10. Grazie. Sincero, non Ora ti lo faccio dico, assaggiare pure sono un'altra. critico, sul cibo. Top Ora te ne faccio assaggiare un altro pezzo. Questa crema patane a guerra. Ma come si a guerra? Ma poi la cottura perfetta, Gio. Ma Gio, mi dispiace che succeda a Ind, però credi mi fa paura. Oh, ce ne sta un'altra. Invece poi questa è fatta con un fondo bianco di provola, ciuffetti di ricotta con pepe e salame e fior di zucca. Questi quasi sono i ciurilli, in poche parole. Ovviamente tutte pizze che io non posso assaggiare per l'intolleranza al lattosio. Questo mi dispiace perché volevo anche tu che assaggiassi. Magari una prossima volta venga ad assaggiarla. Per il momento l'assaggia mio fratello. Che ne pensi? Buona, qua ti do un 7, però che là assurda. Sincera, Jess. No, è ovvio che sincerità devi, è- sì, è ovvio che devi essere sincero. Buona. Forse io la ricotta non la preferisco tanto. Può darsi perché non è un gusto che ti abbina per te, che ti Però va questa bene. qua 10, devo dire la verità che la è proprio buona, mettila nel menù. Sì, ma la metterò sicuramente. Devo trovare solo il nome. Ti fidi di me? Mi piace sto nome. Ti fidi di me? Ok, va bene. Rita, Stai rubando ti il fidi di marchio? me quella pizza? Ti fidi di me? Quella pizza va bene, mi piace sto nome. Ah, ti fidi di me? Sì, è quella pizza, la mettiamo col nome, sì. Ti piace o no? Ah, ma mi si sono in banca, ma vorrei mettersi Ok, va bene. Veramente fa paura. Va bene, grazie ragazzi. Vediamo col panno, insomma, come va. Il panuzzo pure... Patri, che ne pensi? Hanno rubato il marchio per colpa mia. Buongiorno. Ragazzi, questo è un ghiottone e margù. Ghiottone con parmigiana e polpette a ragù. E invece il margù con rucola crudo, scaglie e pomodori. Mozzarella senza lattosio. Senza lattosio. Tu mangi mica roba. Succede un macello. Ok, Vai, dobbiamo ragazzi. soltanto assaggiare. Vediamo. Vediamo se ci fidiamo. Di capita, dirà un muzzo papà poi. Sì. Bisogna mandare la E pure la patata. Allora, secondo me abbiamo la stessa ideologia. Ammassaggia prima questo qua con polpette al ragù, mozzarella senza lattosio e mulignano. Buon appetito, fratema. Mamma mia, voglio. Patri, pane top. Patri, ti ho portato in uno dei migliori panuzzi di Napoli. Abuso. Sincero però. La mozzarella è buonissima. No, voglio. Ma quella melenzana come si scioglie? Si scioglie proprio in bocca. Ci ho fatto proprio buona, buona, di mamma mia. Non ci sono parole. Giovanna, addio, è stato buono i posti. Cioè, io so vedere quando già uscito con qualche ragazza, messaggi, cioè, ma senti, non stiamo andando a questo. Arrangiai. No, ma allora, a parte gli ingredienti che si vede sono proprio di qualità, ma il pane è croccantissimo, è fresco. Secondo me il pane fa proprio la differenza. Esatto. Vabbè, il panuzzo chiaramente, basandosi sul pane, deve essere fresco, croccante come questo qua, buono, gli ingredienti sono di qualità. Oh, mozzarella senza lattosio, io lo ripeto sempre. Mamma mia, buonissimo. Perché? Perché magari qualcuno può pensare, è senza Ah, però lattosio. assaggia così. Esatto, assaggiala sick, assoluto. Buono vero. È buono veramente. Allora ti dico la verità, io qua ci sono venuto spesso e volentieri sia con la mia ragazza che con i miei amici, ma questo gusto qua, ghiottone, non l'avevo mai assaggiato. Abuso. Vai, sotto e sotto. Mamma mia che bambo! Fame esagerata. La goduria in una sola immagine, signori. Se la goduria avesse un nome, è un'immagine. Eccola. Ragazzi, faccio vedere all'interno, guardate qua. Ma giusto, la polpetta fa paura, la polpetta della nonna. Già stai godendo. Troppo. Come un riccio. Troppo, questi sono i migliori video. Mamma mia, frate, vedi su panino, si squaglia bu. È vero, è stata la prima impressione che ho avuto, ma io già lo conoscevo. Non è uno spettacolo. Comunque voglio dire una cosa, come facciamo noi, napolitano, e contorno a Napoli non ne fa nessuno. Credimi, troppo i contorno, i primi piatti, c'hanno fa, non lo voglio dire. Me lo sto divorando. Ma fatto buona non mangiamo. Oh, questo pure è particolare. Prosciutto crudo, mozzarella senza lattosio, rucola e pomodorini. Questo anche c'ha una faccia invitantissima. Una capata e passa. Sei tutti noi in questo momento. Com'è? Allora, questo qua è di una freschezza importante. Il lato è più casareccio, è più come un ragù. Questo invece è più da fresco, mozzarella, prosciutto. Devo dire la verità, buonissimo. Però, ciò preferite mi rimane la polpetta. Guardate qui, sempre senza lattosio, guardate qua come caccio un latte. Allora, questi gusti qua sono della classica pizza che io prendo di solito con pomodorini, rucola, caglie di parmigiano. Diciamo panuzzo primavera. Esatto, e prosciutto crudo. La freschezza degli ingredienti è un qualcosa di eccezionale. È un panino più primavera. Ma il pane fa paura. Guardate il pane, quanto è fresco, quanto è croccante, si sente proprio sotto alla mano. Guagliù, allora nei commenti, a occhio, quale vi ha stupito di più? Questo o chi su qua polpetto, guagliù, date che melenzana. Che credetemi, su panino, giù, a finire un mondo. Ma poi scrocca malamente, scrocchio. Tenimmi botto in bocca.
Mamma mia, vi giuro, ho preso proprio il cuore del panino. Sai che è una cosa bella? Questa polpetta è cotta proprio nel ragù. Quante ore di cottura c'ha? Ma secondo me in 5-6 ore sicuro. Qualcosa di più pure. Ma devo con la Napola. Sforna troppe cose belle. Mamma mia. Tutto nato a Napoli, a Gragnano, come vi ho detto, nel primo posto. Calma. Anni e anni di esperienza con i panuzzi, ma non sono mai riuscito a mangiarmene uno intero. Ma secondo me non esiste una persona che ce la fa. Però secondo me, non lo so, per il pane secondo me è diverso. Ah, ognuno c'ha. Ognuno Sì, secondo sì. me è diverso. Vabbè, magari ognuno c'ha il proprio segreto, il proprio pane. Come tu c'hai il segreto degli hot dog, c'è chi ha il segreto dei questo panuzzi. diciamo che è più pane, quello là è più impasto pizza. E con questo io vi saluto e ci vediamo a brevissimo nel terzo posto del nostro tour dei migliori panuzzi di Napoli. Guaccarecca, mamma mia. Andrea, siamo arrivati? Panuzza la bucchiacca. Ma come panuzzi la bucchiacca? Buonasera. Commentato buonasera. Andiamo, ma non mi dici cose, sempre qualcosa. Mi sa mia! Andrea, ma che cazzo? Andrea, stasera cosa mangiamo? Il panuzzo. Già sai che gusto prendere? Sì. Ok, dillo. Va bene, voto. Sì. Andrea, vuoto, senza niente. Sale ultima, va buono. No. Polpetta ragù, funghi e porcini. Tata voto, Andrea. Tata ti fungo porci. Vai a palline. No, non è che si Io ti posso consigliare uno. Vai. Ficcetti Ariello e provola. No, quella... come si chiama? Mas? Prosciutto mozzarella? No. Come si mette la salsa? Al ragù? No. Parmigiano e melenzane, Quindi polpetta ragù. Melenzana a funghetto, voleva dire lui. Funghetto parmigiano. Funghetti. Qui da parmigiano, c'è buono. No, fa. Parmigiano è meglio. Sta sentendo a me. Vai, mi consigli. Tata voto, Andrea, che cominciamo a fare. Sa siciliano non è proprio. Bravo, eh? E quando fai il funghi e porcini. Se fai bravo tronco le frittatine dopo. Oh! Andrea, però innanzitutto dici dove siamo, come si chiama lui? Panuzzo. No? Panuzzo. Se. Panuzza. Panozze. E dove ci troviamo? A Napoli. Che zona? Dove sono età? Ah, i panini pure. Ma noi qua siamo per i panuzzi, non per i panini. No, già faccio, già faccio. Allora io nel frattempo vi faccio vedere un attimo qual è la zona di Napoli. È questo vicoletto qui. Come vedete la sagoma di Totò trovate. Ed è proprio questo Panuzze. Quindi zona Via Forio, Piazza Cavour, per intenderci. Vuoi collaborare con me? Andrea, fate gruppo. No. Poi ovviamente prima di cominciare vi faccio vedere un po' il menù, da quello che è composto, ovviamente cosa fanno e quali sono i prezzi. Come vedete qui panuzzi e panini. Panino 6 euro, panuzzetto 8 euro, panuzzo 50 cm 16 euro. Ma ovviamente in base ai gusti che vedete qui cambiano i prezzi. Un panuzzetto 9 euro, panuzzo 50 cm 18 e cambiano ancora in base ad altri gusti che sono praticamente questi qui. Stanno una vrangata di gusti praticamente che non si sa quale scegliere fino ad arrivare appunto a 22 euro e 11 il panuzzetto. Il panuzzetto mi sono informato è la metà del panuzzo. Se il panuzzo è 50 cm 25 è il panuzzetto. Andrea, ho trovato la ragazza per te. La vuoi conoscere? Vieni, Andrea, andiamo a conoscere sta voglionia. Nel frattempo che arrivo panuzzi. Vieni, Piacere pollaio. Puoi notare ne sono 1, 2 e 3. Tu ne hai voluto collaborare, tu niente, non mangi. Godo! Sì! Godo, Andrea. Ma che ti stai trasformando, Andrea? Mazza allegri. Ok. Allora ragazzi, qua ovviamente non sono panuzzi, sono soltanto delle porzioni di patatine, però con carne sbriciolata, polpettine e poi queste giuste le patatine con la provola soprasciolta. Ma chi è chi? Ma chi è? Oh, Andrea. Ma facciamo qui, Andrea, ma sta giovendo capone. sotto ombretto. Siamo tornati. Ma che ci fai qua? Forte come prima, capo. Ma cos'è una soppopera questa? E se ne va! E Militare si fa chiamare! Mamma mia, non si ranno a cavata. Oh, siamo tornati, capito o no? Siamo forti. Hai sputato proprio un po'. Ragazzi, comunque questa è la soppopera. Cioè meglio delle Questa serie è la mia televisive. sorpresa, raga. Ho blindato, è meglio tutto il loro. Ma mo tra sì, ma no, che sta giovendo. Mamma tra sì! Da Cino. Da Cino. Fa una gara. Fa la gara. Come ci Panuzzi vinci? Tu ci mangi pure a me, ti mangi. No ragazzi, ma comunque siamo sul canale 5 qua. È una soppopera, è una serie televisiva. Escono personaggi a caso. Incredibile. Ora 20 euro. Non ci mangio panini. Andrea, questo che panuzzo è? Nessuno buono che mi costa. Come si chiama? Così se fare il proprio. Andrea, andiamo subito dentro con l'assaggio. Ci pensate a te, No, Giovanni, no. Oh, non è uno spettacolo, c'è un po' franco. Allora, assaggiamo il primo panuzzo del mondo. Vai. No!
Spettacolo, Andrea. Dici non aspettare una cosa a poco. Posso provare pure io? Che bontà. Buonissimo. No, brinda no. No. No, brinda no! No! Poco cioccolato. Veramente top, guardate qua. A me ovviamente non c'è la provola, sono soltanto salsicce e prearielle, ve li faccio vedere qua. Guardate qui come fuma. Mamma mia. Ma come la fuma? Ma che torno all'interno? Un turno. Perché non capo un turno, al pre. Ah, ok. Devo essere onesto, non ho mai visto un panuozzo così croccante. È veramente buono. Il pane è tanta roba, ma non a caso fa parte dei migliori panuozzi di Napoli. E siamo solo all'inizio, questo è solo il primo gusto. Calma signori, calma. Giù questo panuozzo come uno... Spettacolare, Andrea. Ma c'è creato. Spettacolo. Sì, Carlo. Tutto per te. È vero, Andrea, non è... Oh, non è uno spettacolo. Mamma mia, voglio parmigiana e polpettine, ovviamente a loro anche con la provola. Voglio. Cioè io ve lo voglio far vedere da più vicino. Un morso incredibile. No, giù, no. No. Tu ti scemma proprio, non si vede più. Voglio questo qua fa paura. Gol. Ma che stai una partita? Voglio un morso ravvicinato a sta parmigiana imulignana. È o non è? Dillo. Se posso sapere perché non stai facendo culo fuori? No, cioè, è uno scherzo, giù. Ma culo fuori mi calciano bene però. Assaggia sta bontà, Vai, ah. Non l'hai fatto l'assaggio, Andrea, tu? Oh. Ma che ne stai perdendo? Andrea Lombardo. Non ti voglierà. No. Posso? No, solo contanti, niente posso. Non ti lecchi anche le dita. Che se non ti lecchi le dita. Ma che me tappe poi. Assaggiamo. Vai. È o non... No, Andrea. No, Andrea, no, no, no. Che signora fuori. Andrea. Andrea si chiama un bacio a crocchetta signora. Andrea, ma siamo mezzi pazzi con te. È buono, è buono, è buono. Si può fare? A pitofono hanno. È buono. Complimenti. Ma pure chi state mo? Vabbè, Ah, c'ha qui gente. No, no, non lo fate. Non lo fate. No. Vai. Oh, non è uno spettacolo. Io me la stavo godendo nelle retrovie perché è veramente buonissimo. E quindi voglio finisce qui questo video, questo nostro tour tra i migliori panuozzi di Napoli. Spero vi sia piaciuto, a me è piaciuto tantissimo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti altri video del genere che vorreste e io magari vi ci porto con tanti ospiti. E fatemi sapere anche se siete mai stati in uno di questi 3 posti e che voto gli date. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E waiu!